Non solo le sigle confederali in piazza oggi a Padova. A CGIL e UIL si sono uniti anche i ricercatori del coordinamento Corda e i Cobas della scuola. I ricercatori sono scesi in piazza contro le decisioni della ministra dell'Università, Anna Maria Bernini. Oggi siamo in piazza in particolar modo contro la riforma dei contratti prevista all'interno del DDL Bernini, che in realtà è un decreto legge che garantiva, valorizzazione in materia della ricerca. In realtà propone 4 figure precarie, nessuna delle quali in realtà andrà a costruire un contratto di lavoro dipendente. Noi in quanto dottorandi e ricercatori non abbiamo la possibilità di scioperare, perché abbiamo delle forme contrattuali che non prevedono un orario di lavoro fisso né tantomeno contributi, ferie o malattie, e per questo noi in realtà non potremmo scioperare, ma lo facciamo lo stesso proprio perché riteniamo che andrebbe costruita una riforma contrattuale di lavoro dipendente e parasubordinato per le figure della ricerca. Tra gli autonomi della scuola anche le operatrici sociosanitarie che aiutano i ragazzi con disabilità certificata durante le ore scolastiche. Le condizioni di lavoro però sono legate a contratti in subappalto con criticità che ricadono sui lavoratori. Oggi in piazza per rivendicare i nostri diritti. Siamo stanchi dei subappalti, non ne possiamo più, vogliamo i nostri diritti come tutti i lavoratori. Noi non abbiamo una cassa integrazione, cioè non abbiamo una disoccupazione, noi siamo praticamente dei rider. Ci spostiamo da scuola a scuola e quando manca il bambino non siamo pagate. Lavoratori e lavoratrici invisibili si definiscono e che hanno chiesto un incontro con l'assessora alla scuola del comune di Padova, Cristina Piva. Questa questione degli appalti si vada una volta per tutte a cambiare il metodo di aggiudicazione, che si cerchi una volta per tutte, da una parte per quanto possibile di internalizzare e dall'altra perché chiediamo che la privatizzazione almeno garantisca salari dignitosi.